battute 3/7 del tema, soltanto i violoncelli. L'Orchestra di Padova e del Veneto nel corso di questi ultimi anni, sotto la direzione del maestro Marco Angius, è diventata un punto di riferimento importante per l'esecuzione di musica contemporanea e per questo c'è attesa per la seconda edizione del Festival Veneto Contemporanea che tra aprile e giugno dedicherà 5 appuntamenti a compositori italiani e veneti viventi, con un omaggio a Giacomo Manzoni in occasione dei suoi 90 anni, un ritratto di Hans Werner Henze, compositore tedesco che però ha fatto dell'Italia la sua seconda patria, un concerto monografico dedicato a Fabio Nieder con una prima esecuzione del compositore triestino. Concerti che sono un ponte tra passato e futuro. Non a caso il titolo del festival è Travestimenti, perché molte delle pagine scelte sono ispirate alla musica di compositori del passato. Sempre ad aprile l'Orchestra di Padova e del Veneto torna ad essere protagonista anche della programmazione nazionale di Rai 5 con 4 concerti dai più bei palazzi padovani ogni mercoledì, dedicati ai più grandi protagonisti della storia della musica. Direttore, diciamo che accompagniamo il pubblico in un viaggio un po' sperimentale, un po' trasversale, perché c'è un dialogo tra la musica contemporanea e la musica moderna. Sì, esattamente. La cifra di questa seconda edizione di Veneto Contemporanea è quella di far dialogare il presente e il passato. Il passato è irraggiungibile, ma i compositori viventi, i compositori italiani di oggi che sono chiamati in questa seconda edizione, in qualche modo offriranno una loro visione non solo della musica d'oggi, ma anche del loro speciale rapporto con la musica del passato. Questa è una iniziativa formativa per il pubblico che deve guardare anche oltre il conosciuto. Certo, è questa impostazione di far conoscere il conosciuto e far capire come l'inedito o il nuovo ha delle radici profondissime in quello che è stata la musica cosiddetta classica. E OPV sotto la guida del maestro Angius sta assumendo ormai questo ruolo di eccellenza nazionale nel campo del contemporaneo, non solo nella proposizione di partiture anche inedite, ma proprio in questa lettura dell'evoluzione del linguaggio musicale. Questo esperimento è interessante perché si rivolge anche a un pubblico più trasversale. Ma sì, il tentativo dell'Orchestra di Padova e del Veneto è quello di diversificare i pubblici, quindi una grande attenzione non solo al repertorio classico, ma anche ai compositori italiani viventi, quindi contemporanei. È un modo con cui l'orchestra intelligentemente, grazie appunto alla direzione del maestro Angius, cerca di intercettare un nuovo pubblico, meno tradizionale, più aperto all'innovazione, alla sperimentazione. Mi pare che i risultati siano sotto gli occhi di tutti.